Buongiorno a tutti, sono lo chef Marco Salin, componente ufficiale del team Venezia Chef e chef di cucina presso la Santi Group di Castello di Godego in provincia di Treviso. Accolgo molto volentieri l'invito per fare questa videoricetta e oggi, nella mia cucina a San Martino di Lupari, vi preparerò uno dei miei cavalli di battaglia, il flan di verdure. Gli ingredienti che ci occorrono per la realizzazione di questa ricetta sono 125 ml di panna, 15 g di fecola di patate, 30 g di parmigiano grattugiato, un uovo intero e 40 g di verdura cotta. Io in questo caso ho scelto le melanzane. Uniamo tutti gli ingredienti all'interno di un bicchiere frullatore e con il frullatore ad immersione andiamo ad emulsionare il composto. Successivamente lo dividiamo in degli stampi di silicone precedentemente passati con del grasso. Andiamo in cottura in forno a 150 gradi a bagnomaria per 20 minuti. Passato il tempo, estraiamo i nostri flan, li sformiamo e andiamo a servirli in un piatto con della crema di patate tiepida e una coulis di pomodoro fresco, che è una salsa di pomodoro fresco emulsionata. Andiamo a guarnire con dei fiori eduli e dei piccoli germogli di menta. E per una ricetta al giorno io cucino a casa, ecco il mio flan di melanzane. Ciao!